S'addobbio de l'unis in Confindustria esti staus ultimo confronto intre sos candidatos a sa presidenza de sa regione. Pro sos impinnos ligados a s'arribu a Sardigna de sos rappresentantes nazionales de sos partidos non s'an a fa che sos addobbios in calendario che in Confesercentes e CNA. Crasa a Tattari a arribare pro uno 0,3 dies che in tappas in Nugora, Ristanis e Castello Giuseppe Conte de un Movimento 5 Stelle. Mercoledì 21, quando mancano a battor dies a su voto, a su pala congresso ordesa Viera de Castello a arribare Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani pro appoggiare a Paolo Truzzu. In sintesi, Sansa a Dausanova, chisa commissione parlamentare antimafia, a Senzalao impresentabile 7 candidati su Cussizzo regionale, che a sempre questa casta de novas arribata quando mancano pancardiese a sar votationese. In s'ambito desinchiesta a Monte Nuovo, su primario de su reparto de terapia de su dolore de Sfidale Binaghi de Castello, Tommaso Cocco, est assor domiciliare a pustir de 15 mesi de reclusione in s'istituto de massima sicurezza Pagliarelli de Palermo. Su zuzze prosas indagines preliminari de su tribunale de Castello, Manuela Anzani, attaccogliusa richiesta de sor difensore de Cocco e disposto sor domiciliare pro su dottore anestesista, arrestau de sos carabinieri de su Rossi in Capidan des'anno passato, che nattera 31 persone, in s'ambito di inchiesta coordinata da esa DDA de Castello su una greffa che in ligamines che in sa criminalità organizzata locale, sa politica e sa istituzioni in Sardegna. Cocco a tadè per abbarrare a sor domiciliari in Tula o Vernaschio che in s'accusa de assozio, ma questa volta sempre. Sos agricoltori in presidio in supporto de Terranova hanno deciso di sfilare in sole mare in sa passizzata de sa zittade che in s'obiettivo di informare e interessare sa comunidade. Sos agricoltori sono protestando contro a sa comunidade europea e contro Argea che debatto ormai non data sos azudos comunitarios. Sos agricoltori hanno bisogno de s'azudo de sa comunidade per una battaglia che non pertocca su comparto agricolo e via ma totus a filiera produttiva che arribata su consumidore e pro cussu hanno sicchira protestare. In programma un'azione dimostrativa rispetto a sa compagnia marittima e uno addobio che in sa direzione de Argea. Dall'ultimo documento del Centro di Studio della CNA Sardegna si iscritti che sono studenti sardos iscritti in anno accademico 2021-2022 in sos ateneo de atera regione sono 7.180 battor e stanno 1.140 battor in più rispetto a sanno innantisi, uno di Sterru, Meru e Sincheru de Kervedoso e che in sa selezione regionale storra tessire a campo su problema del su diritto de voto de sor cittadinos in mobilità in su territorio nazionale. Si espre video pro sos sardos emigraor de li torrare su dinare gastau pro torrare a votare, a barra su problema pro chi atti separau de studiare vora de Sardigna ed è per votare in su comune de residenzia, cosa difficile considerando su prezzo de sor billettes aereos. Uno primo passo è un emendamento a su decreto elettorale depositau l'UNIR da Fratelli d'Italia in Commissione Affari Costituzionale de Susenau, che si ludiano a provare di permettere a giovane ormai di votare in sos comune de domicilio temporaneo zai in occasione de sas europeas in lampadas. Una vinchida a metà de ca s'emendamento non previditi la possibilità de votare a sas amministrativas che s'hanno a facere in sa matessi data in uno scantus comune d'Italia, finzas in Sardegna. Dare a sorzovano sos istrumentos pro imparare a riconoscere su fenomeno de su cyberbullismo e a si difendere intendendo chi è bescolau e s'obiettivo de riconnessi su progetto di €1 in collaborazione con sa Polizia de Stato che su serde brevario in occasione de sa Safer Internet Day 2024 ha presentato su chimbe volume de testimonianzias a incuru de su giornalista Luca Pagliari. Gianfranco Oppo, uno de sormenzus espertos in Sardegna de problematicas adolescenziales, sottolineata chi dai su revenge porn e dai intelligenze artificiali arribano a sarminettas plurmezzanas in sa rete pro sos adolescentes e chi in sa provincia Nugoro sono medas sospizzinnor vittimar de cyberbullismo.